Confermato Roberto Boschetto alla guida di Confartigianato Imprese Veneto nell'ultimo rinnovo cariche di giovedì 23 febbraio. Eletti anche i nuovi vicepresidenti. Vediamo. Sarà Roberto Boschetto di Padova, titolare di un'azienda nel settore edilizio, a guidare Confartigianato Imprese Veneto sino agli inizi del 2027. È quanto hanno deciso i componenti dell'Assemblea giovedì 23 febbraio. Nella stessa serata sono stati eletti anche Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno a vicepresidente vicario, e come vicepresidenti Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, e Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona. E negli scorsi giorni Boschetto ha ricordato anche l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, con particolare attenzione agli effetti della guerra sull'export delle PMI venete. Il lavoro artigianale è molto riconosciuto nell'Est Europa, in particolare in Russia e quindi anche in Ucraina. Purtroppo 1 milione di euro al giorno di perdita per le nostre imprese solo dal Veneto. È una preoccupazione enorme. Auspichiamo che questa guerra termini e che si ritorni da un lato a una vita serena per tutta la popolazione ucraina e dall'altro lato ovviamente di poter portare avanti il nostro lavoro di artigiani e quindi del nostro saper fare per i paesi dell'Est, compresi quelli della guerra. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.